Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Mafia, rabbia e indignazione per Giovanni Formoso, allo stragista palermitano che nel 93 preparò l'autobomba di Via Palestro, concessa la semilibertà per l'antimafia e di nuovo allarme scarcerazioni. Agenti di polizia ancora vittime di aggressioni, 2 gli episodi nel palermitano denunciati dal sindacato che chiede l'esenzione dal ticket sanitario per gli infortuni professionali dei poliziotti siciliani. Catania, festa di Halloween interrotta dalle forze dell'ordine in un locale di Ognina senza licenza né misure di sicurezza. I clienti avevano pagato anche 600 euro per un tavolo. Da Taormina alla Tanzania, dopo il Gabon, nuova missione per i medici del San Vincenzo che salvano 15 bambini malati di cuore. 2 novembre, omaggio ai defunti in tutta l'isola. A Palermo e Catania, grande affluenza nei cimiteri. Pulizia, ordine e servizi vengono apprezzati dai cittadini che chiedono però una manutenzione costante. Sicilia, meta preferita per il ponte di Ognissanti, complice il bel tempo, migliaia di visitatori affollano i centri storici, a Siracusa B&B e camere d'albergo occupate all'80%. Al TG Sicilia la storia di Lidia, 74enne palermitana, ex docente universitaria, oggi tennista imbattibile, 36 i trofei conquistati dall'atleta che si allena ogni giorno. Calcio, vigilia del derby Catania-Messina al Massimino, rossazzurri con tante assenze reduci da un punto in 2 partite, giallorossi in un periodo difficile sul campo e fuori. Il match in diretta, in chiaro e in esclusiva su Telecolor. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, per la prima volta un autore delle stragi è in semilibertà. Scusate, stiamo parlando di Giovanni Formoso, il boss di Misilmeri che ha riempito di esplosivo l'autobomba di Milano nel 1993. È ufficialmente un detenuto modello e la mattina lavora fuori dal carcere di Napoli per l'antimafia e quindi nuovo allarme scarcerazione. Eva Spampinato. I boss che seminavano il terrore nei bui anni 90 di Palermo oggi sono in permesso premio o addirittura scarcerati per fine pena. L'antimafia lancia l'allarme dopo l'ultimo nome scoperto dal quotidiano Repubblica, ovvero quello di Giovanni Formoso, boss di Misilmeri, condannato all'ergastolo per la strage di Via Palestro a Milano del luglio del 1993. È il primo tra gli autori delle stragi ad uscire dal carcere in semilibertà la mattina per lavorare in un istituto religioso di Scampia che si occupa di bambini a rischio. Lì il boss, ora detenuto modello, fa i lavori di manutenzione. La sera ritorna nel carcere di Secondigliano a Napoli e ha il divieto di tornare in Sicilia. L'ex gioielliere di Via Oreto, fedelissimo dei fratelli Graviano, caricò la bomba che esplose e uccise 5 persone. Formoso adesso ha i benefici della semilibertà, come altri 2 killer di mafia che stanno scontando l'ergastolo, Raffaele Galatolo e Paolo Alfano, che Falcone e Borsellino chiamavano il killer più spietato di Corso dei Mille. L'antimafia lancia l'allarme, gli scarcerati eccellenti da tenere sotto controllo sono sempre di più e i protagonisti degli anni ruggenti di Palermo si incontrano e si alleano con la nuova generazione mafiosa. Ancora casi di aggressioni ai danni di agenti di polizia. 2 gli episodi denunciati dal sindacato SIAP avvenuti nel palermitano, uno a Bagheria, il più recente a Partinico. Francesco Triolo. 2 casi in pochi giorni e cresce l'allarme sicurezza. Dopo Bagheria un paio di giorni fa, adesso a Partinico, in provincia di Palermo, agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. A denunciare l'episodio è stato il segretario regionale della SIAP Sicilia, il sindacato e gli appartenenti alla polizia, Luigi Lombardo, che ha espresso la vicinanza ai colleghi di Palermo. Le aggressioni che hanno subito, ha sottolineato Lombardo, vanno ben oltre il rischio professionale abituale e mostrano un'escalation che non si può ignorare. Il primo episodio è avvenuto nel commissariato di Bagheria, dove 2 agenti si sono trovati ad affrontare 2 persone che hanno dato in escandescenza. Gli agenti hanno evitato il peggio, ma non senza conseguenze perché hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Nel secondo episodio accaduto a Partinico, gli operatori delle volanti si sono trovati in supporto di un'altra forza pubblica per gestire una situazione particolarmente delicata, un trattamento sanitario obbligatorio
nei confronti di un individuo in stato psichiatrico alterato. Gli agenti sono riusciti a portare a compimento il TSO, ma anche in questo caso il personale ha riportato ferite durante l'intervento. Il SIAP Sicilia rilancia quindi la proposta per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario sugli infortuni professionali per i poliziotti siciliani, un diritto che continua ad essere negato, una proposta già accolta in altre regioni italiane come la Liguria. E intanto un detenuto con disagio psichico ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Trapani, che sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. 2 ragazzine di 16 anni sono ricoverate in gravi condizioni dopo che a bordo di un monopattino sono finite sotto 2 vetture in viale Leonardo da Vinci a Palermo. Le 2 ragazze si sono scontrate con una Ford Fiesta e una Peugeot 2008. Le 2 ragazze sono state affidate ai sanitari del 118 e portate all'ospedale di Villa Sofia. La prognosi per entrambe è riservata. Sono 11 i provvedimenti di respingimento emessi dalla questura di Ragusa durante le indagini dello sbarco di 65 migranti quando una motovedetta della Guardia Costiera è giunta nel porto di Pozzallo alle prime luci dell'alba. In un altro provvedimento sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Marsala per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina i 6 membri dell'equipaggio del peschereccio Islam che avrebbero consentito l'ingresso irregolare in Italia di 36 migranti tunisini. Intanto la nave della Marina Militare Libra, preposta al trasferimento dei migranti nei centri italiani in Albania, ha lasciato questo pomeriggio il porto di Messina. In caso di soccorso di migranti verrà fatto lo screening di coloro che rientrano nelle categorie previste dal protocollo con il governo di Tirana e farà rotta poi verso l'Albania per un eventuale trasferimento nell'hotspot di Shenzhen. E adesso parliamo invece della notte di Halloween a Palermo. È scoppiata una rissa nella discoteca Hype di Viale Strasburgo e soltanto l'arrivo dei poliziotti ha evitato che il bilancio potesse essere più grave. Invece a Catania sempre la polizia ha scoperto e sequestrato i locali dove si teneva una serata senza autorizzazioni. Ci dice tutto Orazio Longo. I poliziotti in borghese si sono mescolati tra i clienti per poi intervenire quando hanno creduto che fosse arrivato il momento giusto. Notte di Halloween da dimenticare per centinaia di persone che stavano partecipando a una serata danzante in un locale ex discoteca di Ognin a Catania. Alcuni di loro avevano sborsato fino a 600 euro per un tavolo, ma il divertimento si è interrotto bruscamente quando la polizia, assieme all'ASP e all'ispettorato del lavoro, ha proceduto ai controlli. Il locale è risultato privo di autorizzazioni e mancavano le condizioni di sicurezza. Il responsabile della discoteca era sprovvisto di licenza per i trattamenti danzanti e il servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro ha verificato il malfunzionamento dell'impianto elettrico, la mancanza degli estintori, una sola porta di sicurezza, mancanza di segnaletica e non funzionamento delle luci di sicurezza per un totale di quasi 10.000 euro di multa. L'ispettorato del lavoro ha invece emesso una sanzione di 17.000 euro perché i dipendenti che prestavano la loro opera non erano stati assunti regolarmente. Disposta la sospensione dell'attività e il sequestro dell'intero immobile. Concitate le fasi dei controlli. Alla vista dei poliziotti, i lavoratori in nero hanno tentato di fuggire mentre il DJ spegneva improvvisamente l'impianto di amplificazione. Immediate le proteste dei clienti che si sono accalcati per chiedere il rimborso del biglietto. Tra questi anche un ragazzo che stava festeggiando il suo compleanno a un tavolo con una bottiglia di spumante che dovrà però evidentemente stappare altrove. Ancora cronaca, 2 furti con spaccata con escavatori degli ATM e delle filiali di 2 istituti di credito a Mirabella in Baccari, a Scordia nel Catanese. Una delle rapine è stata ripresa su TikTok da un residente e si sente uno degli scassinatori dire: Carusi, mi tremano le gambe. Indagano i carabinieri e non si tratterebbe comunque della stessa banda. A Catania nei giorni scorsi è stata vandalizzata l'auto della consigliera di Forza Italia Melania Miraglia. Ne dà notizia il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Pellegrino, lanciando l'ennesimo evidente e necessario allarme, ha detto, sulla questione sicurezza in città. Chiuderà definitivamente il 31 dicembre lo stabilimento Eni Versalis di Ragusa, lo ha comunicato la direzione ai dipendenti. Sul piede di guerra intanto i sindacati che scenderanno in piazza il 12 novembre.
Cambiamo argomento, sono partiti i primi interventi nell'isola di Stromboli e nella frazione di Ginostra colpiti dall'alluvione del 19 ottobre scorso. A Ginostra sono arrivati gli operai che stanno procedendo allo sgombero dei detriti e del fango che hanno invaso le strade e i sentieri del borgo. L'obiettivo è quello di ripristinare integralmente la viabilità della frazione. E adesso invece vi raccontiamo una bella storia da Taormina alla Tanzania. Dopo il Gabon c'è un'altra missione per i medici del San Vincenzo che hanno salvato 15 bambini malati di cuore. Sentiamo. Una seconda possibilità di vita è quella che i medici del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina hanno dato a 15 bambini della Tanzania. Sono stati operati al cuore durante la missione presso l'ospedale Yakaya Kikwet Cardiac Institute di Dar es Salaam. I bimbi affetti da cardiopatie congenite estremamente complesse sono stati operati in collaborazione con il team locale dell'ospedale tanzaniano. I medici del centro di Taormina negli anni hanno formato cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti ed infermieri specializzati sia con missioni in Tanzania sia presso lo stesso ospedale San Vincenzo di Taormina. Così dopo il Gabon adesso un'altra missione su richiesta dell'esecutivo del Ministero della Salute della Tanzania per bambini che non solo non sarebbe stato possibile trasferire in altre nazioni, ma che non sarebbero mai stati trattati in Tanzania. La maggior parte dei bambini infatti era ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica in condizioni molto gravi e in ventilazione meccanica. La maggior parte aveva meno di un anno di vita. Il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina, sotto la guida del primario del reparto di eccellenza Sasha Gati, si conferma quindi riferimento per il supporto all'attività umanitaria in Africa e nelle regioni del Mediterraneo. Cambiamo ancora argomento, parliamo del 2 novembre, oggi è la commemorazione dei defunti, grande affluenza nei cimiteri siciliani. Vediamo la situazione di questa mattina a Palermo. L'ho trovato abbastanza pulito rispetto agli altri anni. Rispetto agli altri anni molto meglio. I cimiteri di Palermo accolgono con un look rifatto i palermitani che si recano in visita ai propri defunti. Dopo i lavori di pulizia straordinaria dei giorni scorsi in vista delle commemorazioni di Ognissanti, si sono presentati così: forniti di bagni chimici, puliti e riforniti ogni 3 ore, navette gratuite per il trasporto degli utenti e presidi medici con ambulanza e medico sul posto e un'autobotte con rubinetti bassi messa a disposizione dalla città metropolitana. Qui siamo al cimitero dei Rotoli, numerosa l'affluenza come da tradizione. I nostri nonni ci hanno insegnato a rispettare i defunti, adesso abbiamo pure i genitori, io ho pure mio marito qui, quindi per i morti, il giorno dei morti non mancherei nemmeno per tutto l'oro del mondo. Conta molto, anche da dare come esempio ai ragazzi che crescono, di avere questa tradizione di continuare a venire a trovare i nostri cari. Palermo può celebrare i propri defunti in un luogo sacro che ha ritrovato il giusto decoro, ha detto il sindaco Lagalla, che sottolinea come il lavoro non sia comunque finito, con cantieri ancora aperti per mettere in sicurezza alcune aree e renderne fruibili altre. In occasione della ricorrenza dei defunti, domenica compresa, i cimiteri dei Rotoli di Santa Maria di Gesù rimarranno aperti dalle 8 alle 18 con ultimo ingresso alle ore 17. Grande affluenza anche a Catania, già dalle prime ore del mattino. Il sindaco etneo Enrico Trantino si è recato nel Sacrario Militare dei Caduti, nella cripta della chiesa di San Nicolò l'Arena, in Piazza Dante, per il tradizionale omaggio alle vittime di tutte le guerre. Desiree Ferlito. Il cimitero di Catania si anima, via vai intenso dalle prime ore del mattino tra i viali storici, in un silenzioso omaggio a chi non c'è più. Come ogni anno il giorno della commemorazione dei defunti porta con sé un senso di appartenenza e di raccoglimento, una tradizione che si tramanda ai più piccoli, che con un fiore omaggiano affettuosamente i nonni o i propri cari scomparsi. Siamo cresciuti con questa devozione, è giusto portarli anche loro. E cosa farà la piccola? Porterà un fiore? Sì, certo. Lei infatti mi dice: mamma, la nonna li sceglie lei anche i colori. Ricca come sempre la scelta dei fiori tra le moltissime bancarelle animate da un grande afflusso di compratori che scelgono tra 1000 colori il loro fiore preferito. Il fiore più richiesto qual è? Le margherite e il crisantemo.
Il cimitero monumentale della città appare pulito, ben ordinato, ben presidiato dalle forze di polizia, che per l'occasione hanno intensificato la loro presenza in loco con diverse volanti. Come lo trova il cimitero oggi, signora? Bellissimo, pieno di fiori, ordinato, pulito, bello. Bene la viabilità, molto apprezzato il servizio navette all'interno dei viali, rafforzato per la grande affluenza prevista con l'aggiunta di altre linee. Ma io di solito vengo con la macchina al cimitero, ma in questi 2 giorni preferisco l'autobus, sia quello esterno che questo interno. Anche i volontari presidiano la zona al servizio dei cittadini. Se c'è qualcuno che si sente male, noi siamo a disposizione. È già successo? Magari qualche persona anziana? Sì, poco fa è successo, una signora ha avuto una distorsione alla caviglia e ovviamente i miei colleghi sono intervenuti loro. E in questo ponte di Ognissanti la Sicilia è invasa dai turisti, complice il bel tempo, sono migliaia i visitatori che affollano i centri storici a Siracusa, camere d'albergo e B&B occupate all'80%. Francesca Loi. Siamo arrivati ieri ed è stata piacevole anche visitare la città e comunque un bel posto. Tante belle scoperte, bei posti. Varcare i ponti per sentire lingue e accenti diversi. Nel ponte di Ognissanti, Ortigia, centro storico di Siracusa, è piena di turisti. Molto turistico, che ci sono anche queste temperature anche giù in Calabria. E Ortigia com'è? Bellissima. La dobbiamo visitare del tutto ancora. Esatto. Voi arrivate da Torino, ma lì c'è questo clima. Ma ha piovuto tanto in questo periodo, quindi diciamo un po' di sole lo cercavamo, quindi si sta molto bene. Il sole bacia tutti e c'è chi ne approfitta di qualche giorno di pausa dal lavoro per scoprire la Sicilia. Allora, adesso abbiamo fatto una passeggiata al mercato, poi andremo a fare un piccolo bagno e poi faremo un giro per il Duomo, il castello. 24 l'anno della svolta e a fine anno molto probabilmente raggiungeremo il 1.200.000 presenze. Come vedete, qui l'estate non è ancora finita. Il flusso di turisti non si è mai fermato. In parte si stanno raccogliendo i frutti del G7 di fine settembre. Sta andando bene e soprattutto con un'affluenza di stranieri e che pensiamo all'interno delle strutture di realizzare, secondo le nostre stime, l'80% di occupazione. Turismo quindi come sinonimo di lavoro. Sì, perché così lavorano tutti, dagli hotel ai bar e ristoranti. Sta andando veramente molto bene. Il trend è molto positivo e ci aspettiamo e siamo sicuri che anche il trend invernale sarà molto positivo e superiore rispetto agli anni passati. Ed è boom di turisti in tutta la Sicilia. Come sempre, la combo di sole, arte, storia e cucina attrae tutti. Ma attenti, se guardando queste immagini per un attimo vi siete sentiti in estate, la Fiera dei Morti ci ricorda che siamo a novembre. E adesso invece parliamo di sport. Lo sport a volte può essere una terapia per superare le difficoltà della vita. Ne sa qualcosa Lidia, 74 anni, che continua a giocare a tennis e a vincere titoli. Sono 36 i trofei conquistati da questa donna palermitana che continua ad allenarsi ogni giorno. Marco Gulla. Lo sguardo diritto verso l'obiettivo, l'amore per questo sport che vince su ogni cosa. Lei è Lidia De Nicola, 74 anni, palermitana, 36 titoli all'attivo tra competizioni individuali, doppie e a squadre, ex docente universitaria e poi la grande passione per lo sport, un'icona di tenacia e caparbia. Si allena quasi ogni giorno in un circolo del capoluogo con la voglia ancora di una ragazzina. La passione è stata immensa, io non mi fermavo neanche sotto la pioggia, per me era impossibile. Una volta ho giocato con la gamba rotta, mi hanno dovuto portare in 3 fuori dal campo perché la mia passione era immensa ed è rimasta immensa. Poi ho avuto vari vicissitudini nella mia vita di tipo fisico e soprattutto grandi dolori che mi hanno un po' naturalmente bloccata. Ma Lidia è una forte e nonostante tutto non si è mai abbattuta. C'è voluto un grande amore per poter riprendere, perché ogni volta è stata di una difficoltà enorme. Poi c'è stata la morte di mio figlio, quello è stato il momento più tremendo della mia vita e resta. Questo momento non andrà mai via, ma mio figlio era il mio primo fan, quindi io lo vedo sempre in TV accanto a me. C'è un termine, Lidia è inossidabile, è un esempio
di lungimiranza e di determinazione che andrebbe esteso anche alle fasce più giovani. Lidia si allena quasi ogni giorno, un dritto e un rovescio sulla quotidianità. Il tennis rappresenta la possibilità di espletare quell'agonismo che in me è innato e soprattutto rappresenta la possibilità di essere sempre in movimento, di fare sempre nuove conoscenze, di ritornare a trovare ogni anno le amiche di tutta Italia, quindi rappresenta un momento importantissimo che è sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista sociale. E noi ci fermiamo per una breve pausa. A proposito di sport, tra poco il calcio con il derby tanto atteso al Massimino Catania-Messina. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso parliamo di calcio, della derby di Serie C Catania-Messina. Il Catania con parecchie assenze tra squalifiche e infortuni si presenta alla partita con l'unico obiettivo dei 3 punti dopo aver perso terreno in classifica nelle ultime 2 gare. Il derby di domani vi ricordiamo che sarà in diretta, in chiaro e in esclusiva su Telecolor a partire dalle ore 18:30. Marco Carli. Una risposta che nell'ultima partita di Torre del Greco c'è stata in termini di atteggiamento per Toscano, meno per i tifosi rossazzurri. Il Catania vive la partita col Messina di domenica al Massimino, calcio d'inizio alle 19:30, come un'ulteriore verifica dopo gli ultimi 2 risultati, la sconfitta inopinata con il Latina e il pareggio subito da parte della Turris, con un primo tempo senza Cuti e un secondo di sofferenza dopo il vantaggio di Inglese e la quasi immediata espulsione di Guglielmotti, squalificato per il derby insieme a Quaini. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze, fra squalifiche e infortuni. L'unico recuperato è D'Andrea, anche se non è certo al meglio un solo allenamento per lui. Ma Toscano, in un momento in cui la fortuna non sorride agli etnei, chiede comunque di dare qualcosa in più, di insistere. In questo momento non siamo tanto fortunati, tra squalifiche, tra decisioni arbitrali, tra indisponibili, però dobbiamo essere più forti anche di questo. Devi sopperire a questa situazione che, ripeto, è oggettiva, non è che lo dico io, è una cosa oggettiva. Dando qualcosa in più, facendo qualcosa in più, perché i derby, i valori si azzerano, li vince chi vuole fare la storia dei derby e noi dobbiamo avere questa voglia. Catania-Messina sarà il primo grande appuntamento con le dirette in chiaro in esclusiva su Telecolor, collegamento con il Massimino un'ora prima del match con le interviste del pre-gara, poi la telecronaca della partita e le interviste flash nell'intervallo e a fine gara. In conclusione del match, in anteprima, le voci dei protagonisti. Il Messina domani si presenterà al Massimino senza lo squalificato Marino, in dubbio anche il rientro di Petrucci. E poi c'è sempre, per quanto riguarda la Serie C, anche il Trapani che gioca domani a Giugliano. Sergio Colosi. Nel momento di maggiore frizione tra tifosi da una parte, staff societario e tecnico dall'altra, arriva il derby del Massimino. Il Messina di questi tempi ne avrebbe fatto volentieri a meno. Sembra lontana anni luce quella squadra che ha imposto il pareggio a Benevento, Trapani e Monopoli. In meno di 2 settimane il disastro assoluto, 9 gol incassati contro Avellino e Cavese. Nello spogliatoio mancano figure di spessore e la gioventù serve soltanto alle casse societarie di sciotto. Preparazione al derby in un clima di assoluta disaffezione. Assente Marino per squalifica, Petrucci e Cominetti in dubbio, per l'attacco staffetta Natriello-Luciani, con Petrungaro sicuro di una maglia. Partita spartiacque per il Trapani impegnato a Giugliano. Granata sconfitti dall'Avellino e in ritardo sulla tabella di marcia auspicata da Antonini. Non si esclude un nuovo ribaltone in panchina in caso di mancata vittoria, anche perché né Torrisi né Aronica sembra che abbiano inciso su una squadra ricca di nomi, ma dal rendimento altalenante. Lescano guida l'attacco insieme a Fall, più arretrato Bifulco nel 4-3-1-2. E adesso la Serie B, vigilia di match per il Palermo che domani al Barbera sfiderà il Cittadella. Brunori torna in gruppo, ma Dionisi dovrebbe preferirgli Henry. Marco Gullà.
Il Palermo vuole festeggiare nel miglior modo possibile i suoi 124 anni di vita, compleanno caduto nella giornata di ieri e che i rosanero vogliono invece onorare domani al Barbera contro il Cittadella. Una partita alla portata della compagine di Dionisi che però ha un problema di costanza. I rosanero non inanellano 2 vittorie consecutive da 9 mesi. Matteo Brunori intanto ieri si è allenato in gruppo con i compagni e sembra che il guaio al tallone sia stato risolto. A Dionisi adesso il compito di selezionare il centravanti da schierare nel match di domani contro i Veneti, anche se Henry è ancora il favorito. Le occasioni le stiamo creando, vedi l'ultima partita, per le situazioni create gol lo dovevamo fare, però arriverà il momento che faremo gol creando magari anche meno, come è successo a Cremona, e da questo punto di vista Matteo può alzare questa percentuale, perché Matteo è uno dei finalizzatori migliori della squadra e quindi non è mancato, perché c'è sempre stato, poi sì, in queste partite ha avuto un problemino. Di Francesco ha rifiatato col Mantova e dovrebbe tornare dall'inizio col Cittadella. Insigne è confermato sulla destra, Verre torna in mezzo al campo assieme a Gomez e Segre, possibile panchina per Ranocchia. Cittadella in crisi e penultimo in classifica, 2 soli punti nelle ultime 5 gare giocate. Domani fischio d'inizio alle 15. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.